Era il 20 giugno del 1959, erano all'interno della chiesa di San Vito a Favara e si stavano scambiando gli anelli e le promesse di amore. Sono passati ben 60 anni da allora e le promesse non solo sono state mantenute, ma si rinnovano. Tanti auguri ai coniugi Giuseppe Alba e Rosa Cangemi, che oggi raggiungono l'importante traguardo delle nozze di diamante. Hanno lui 86 e lei 81 anni, entrambi felici di avere condiviso insieme le loro vite e di continuare a farlo. Il signor Giuseppe è nato a Favara, la signora Rosa a Palermo. Erano giovani e pieni di sogni, erano vicini di casa e, conoscendosi, è nato l'amore. Quei sogni, dunque, hanno deciso di condividerli insieme. La vita matrimoniale ha portato tante gioie alla coppia. Giuseppe Alba e Rosa Cangemi hanno sempre vissuto a Favara, lui facendo il muratore, il magazziniere e lei facendo la casalinga. Col tempo la coppia ha visto la famiglia allargarsi. I coniugi hanno avuto 3 figli, che a loro volta li hanno resi fieri e felici nonni di 5 splendidi nipoti e di 6 pronipoti altrettanto splendidi. Pensare a 60 anni vissuti insieme, uniti, fa tenerezza. Il signor Alba aveva 26 anni, il giorno del matrimonio. La signora Rosa ne aveva 21. Il tempo è passato, ma l'amore no. Si scambieranno ancora una volta gli anelli e le promesse presso la chiesa Beata Maria Vergine delle Grazie. A loro vanno i più sentiti auguri della famiglia, dei cari, degli amici e dei parenti. A questi auguri, per questo importante traguardo, si aggiungono anche quelli di Sicilia TV.